Poesia Casarsa, il primo libro di Pasolini, dopo oltre 70 anni è stato dato nuovamente alle stampe. Oggi la presentazione del volume. Fontane d'aghe dal me pais, a noi aghe più fresce che dal me pais, fontane di rustic amor. E questo dedica il primo componimento di Poesia Casarsa, l'esordio letterario di Pierpaolo Pasolini, pubblicato nel 1942. Oltre 70 anni dopo, Ronzani Editore ha ristampato l'opera nella versione facsimile all'originale in una nuova edizione tipografica, accompagnate dal volume Il primo libro di Pasolini, curato da Franco Zabagli. Ecco, proprio questa operazione del dare una nuova edizione tipografica curata nei materiali, eccetera, eccetera, è a mio avviso non un vezzo, ripeto, per cercare per forza la bellezza, ma è un modo proprio per onorare quel pensiero di Pierpaolo Pasolini che credeva fortemente che andassero preservati i segni del lavoro manuale, anche i minimi, anche i più piccoli. Per me la riproduzione è stata un lavoro, diciamo fra virgolette, normale, perché per me è una consuetudine fare questo tipo di lavori, usare carte a mano, composizione monotipica, quindi ho sempre avuto il piacere, per di più lavorando anche sul friulano. A sostenere la pubblicazione è stato il Centro Studi Pasolini di Casarsa. È un sogno che diventa realtà, un sogno che si concretizza soprattutto per la disponibilità e l'incoraggiamento di Graziella Chiarcossi, la cugina di Pasolini, ma soprattutto l'erede che ha gestito tutto il patrimonio suo culturale. Noi pensiamo che possa essere anche il primo di una serie di ristampe, di nuove edizioni, di tutta quella pubblicistica che lui negli anni in cui ha vissuto qui a Casarsa ha prodotto, dagli Stroligut a Dov'è la mia patria. Certo, Poesia Casarsa è come dire, un libro che ha fatto storia perché ha rivelato a soli 20 anni un poeta che poi diventerà di fama internazionale.